Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Miami e partiamo dalla terza posizione, grandissima qualifica. Quest'anno andiamo molto bene in qualifica, poi cappelliamo in gara. Dai, che voglio fare punti qua, sinceramente la strategia è semplice, partiamo con le medie per poi andare di soft. Tempo previsto nuvoloso, ma non è prevista pioggia per la gara odierna. Andiamo signori, con un Cube che sta facendo delle Il giro di qualifiche formazione perfette. sta per cominciare mentre il circuito viene baciato da un sole raggiante. Eh, Sarà interessante scoprire come le condizioni Gigi meteo Hamilton in pole, influiranno sulla Gigione. gara di oggi. Con settimo. Solo Verstappen parte con le soft tra i primi quattro. Mentre Vai raga. Si parte, Gran Premio di Miami. Scatto poderoso. Scatto meraviglioso di Veneziano. E siamo incredibilmente primi. Stiamo sfruttando una qualifica, oserei dire, magica. Attento come... Male, subito Gigi ci supera. Attenzione, Aston Martin meravigliosa su Gigiaccio. E ci prendiamo ancora la testa della corsa. Ok. Dai che vinciamo oggi a Miami. Stiamo andando abbastanza bene, stiamo tenendo un buon ritmo. Ma poi è chiaro che basta un errore per vanificare tutto, lo sappiamo. Devo stare molto concentrato ragazzi, non posso commentare a cazzum. Però il ritmo c'è. La macchina c'è, il cubo è un po' meno, però perché non posso permettermi veramente. Tanto Russell supera Gigi. Per il momento nessun ritiro, gara tranquillissima. Ok, sì, stiamo girando bene, abbiamo anche il fastest. Sta Aston Martin è veramente una bella, bella macchina. Very good. A 2 Il secondi. distacco dal tuo compagno di squadra è 5,5 secondi. Questo errore potevo evitarmelo, ho perso 6 decimi praticamente. Ok, c'è la bandiera rossa. Red flag. Bandiera rossa. Non Red flag. sorpassare e torna ai box per Ma favore. porca C'è stato miseria. un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti... Cosa è successo? Bandiera rossa. È andata bene, ma questo è un buon momento per riprendere fiato. Siamo soltanto a metà gara e abbiamo una grande opportunità davanti. Eh, sì, è un po' rischiosa, potrei a sto punto andare direttamente di hard. Aspetta un attimo. Non è molto sicuro, però. Ok. Quindi andiamo di hard. Ho messo le hard.
Speriamo, un cazzo. Speriamo. E buona Ok, fortuna di nuovo. anche... Non si capisce cosa sia successo, però non è successo... Adesso Verstappen ne può approfittare che alle medie. Non è stato positivo per noi, ragazzi. Cosa può essere successo, però? Vediamo. Ah, vedi. Allora, Hülkenberg collisione, vedi queste collisioni qua. Io ho due tagli culo, sto attentissimo, cazzo. Ok, si vede che sono stati detriti in pista che hanno portato alla red flag. Pazzesco. Adesso però siamo veramente stati sfortunatissimi, questa bandiera rossa cambia tutto. Verstappen è caricatissimo, ha la mescola migliore. Bisogna capire se riuscirà a tenere fino alla fine. Teoricamente no, perché se non ce la facciamo quasi noi, pensa lui che ha le medium. Cambia tutto, incredibile. It's incredible, Kume, it's incredible. Però il ritmo c'è, il ritmo è buono. Alla fine a Miami non è una gara negativa per noi come layout e tutto. E comunque si vede che abbiamo i componenti a posto. Purtroppo abbiamo pagato quello a Baku. Componenti distrutti. Inaccettabili, oserei dire. Però adesso è dura perché Verstappen con le medie non dovevamo, se Verstappen non ci supera abbiamo chance di vincere, ovviamente. Questa l'ho presa non male di più. Comunque sono stati tanti detriti dall'incidente di Hülkenberg con Zhou in un punto dove non potevano intervenire e per questo hanno esposto la red flag in una gara comunque cittadina, è molto probabile. Però per il momento stiamo girando bene, sono soddisfatto di questo. Non ha mezze misure del Kuma, lo sapete, o va benissimo o va malissimo. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Comunque fastest, incredibili i fastest kumendiani. Sono il pilota più veloce in pista, incredibile. Sto Miami mi sta gasando. Soddisfatto. Siamo a metà gara e stiamo andando molto bene. Però Verstappen pompa, ragazzi. Siamo solo io e Verstappen rimasti. Ma Max la sosta non può non farla, ragazzi. Se Max non fa la sosta è veramente un fenomeno. Rimarrei scioccato, veramente. Però yellow flag intanto.
però non sembra un ritiro. Procede piano la macchina, ma sembra poter andare ai box. È ancora fastest, mamma che cume. Adesso il cume è scatenato in questo stint dopo la red flag. Tanto dobbiamo blindare comunque il secondo posto, salvo problemi tecnici. Sto prendendo sempre più confidenza con la monoposto. Con una mescola più dura a tenere dietro Max Verstappen, con macchina migliore, mescola migliore e pilota anche migliore. Se vinciamo sta gara è il capolavoro cubendiano, anche se secondo me adesso avrà le gomme molto più usate delle mie, spero, perché se le mie sono così, vediamo. Verstappen ovviamente non molla. Manca poco alla fine, 5 laps. Adesso ritenermi un po' l'energia per gli ultimi giri. E qua non ho fatto una bella cosa, comincio a sentire le gomme andare. Però anche Verstappen dovrebbe avere problemi. Bene. Finora da questa bandiera rossa chi ha subito è la Mercedes, però il ritirino siamo più veloci, eh? Questo è abbastanza oggettivo. Dai ragazzi, che voglio la prima vittoria. Sta Aston può lottare per il titolo a mio modestissimo parere. Yellow flag, no? Lando fuori dalla sessione. Primo ritiro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Attenzione, ai. Max sta arrivando ragazzi. Adesso proverà il tutto e per tutto Max. Giustamente. Il Conte Max. Dai, spingi. Però le gomme sono andate, sì, ma anche secondo me è per quello che Verstappen non ce la fa a prendermi. Ha le gomme finite anche Max. Ha le gomme finite anche Max. Anche Max è finito, ragazzi. Mamma mia, 3 laps remaining. Dai, come resisti? Anche Max è in crollo gomme più di noi. È in crollo anche Max. Brutto errore, brutto errore. Moso cazzi Puma, proprio adesso ho fatto sto errore. Sotto scocca si è un po' rovinato, ma niente di serio. Sto tirando giù i santi, scusate ragazzi.
fuori anche Albon. Perdiamo al penultimo giro, perdiamo la vittoria probabilmente. Per colpa di una sbavatura con l'alettone. Pazzesco. La maledizione della vittoria continua purtroppo. Non riesco a fare il miracolo. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ma si vede che proprio... Non la tengo. Tutto bene? È stato un brutto colpo. Per favore, confermaci che stai bene. Niente, è una maledizione. Ultimo giro ancora fuori, incredibile. Incredibile, secondo ritiro di fila, pazzesco. Da secondo, ero primo, cioè pazzesco. Pazzesco, ancora all'ultimo giro. Vittoria per la Per scuderia non di tenere il Milton Keynes podio. dopo una performance di qualità. Dimmi. Oggi Sono un la po' spuntata demoralizzato, ragazzi, non ne va una giusta, non ne va una giusta. Non ne va mezza giusta. Fantastico risultato per Lewis Hamilton, che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla Anche classifica Perez, piloti. si vede che Dunque, nel caro beccare Davide in Valsecchi, paletta. chi definiresti il miglior pilota della giornata? Oggi Max Verstappen ha guidato con una Guarda, avevo anche tranquillità la super invidiabile ed giro, una precisione da vero campione. È stato lui il mio incredibile. preferito, Incredibile. assolutamente. E passiamo ai costruttori. La Mercedes aumenta il Raga, suo saluto del vantaggio. comandone Dopo una veneziano, gara sono del genere, il incazzato mondiale nero, di Formula 1 è più sinceramente. incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Raga, saluto del comandone veneziano, altro ritiro all'ultimo giro, sbaglio io, per carità, ma con la lettone così volevo comunque la prima posizione, che troppo vuole non la stringe, e alla fine mi sono cuccato. Un altro ritiro, la crisi continua, raga, saluto del comandone veneziano. Ciao!